un'etnia straordinaria, venivano chiamati il popolo della montagna, i poeti dell'Africa, perché la fotografia che io facevo, che era quella della documentazione antropologica, ossia andare a vedere come vive la gente, perché vive in un certo modo. Posso dirti che è una cosa importante, è una documentazione fotografica su un'etnia del Nord Uganda, gli Ik, che sono spariti, non esistono più. Un'etnia straordinaria, venivano chiamati il popolo della montagna, i poeti dell'Africa, che vivevano nell'orido del Pirre, che è una zona ai confini tra il Sud Sudan e il Kenya. Vivevano nel Kidepo, facevano gli allevatori e i cacciatori, allora periodo Idi Amin Dada, sono stati portati via e confinati in questa zona a fare gli agricoltori, non si poteva coltivare assolutamente nulla, erano diventati cacciatori di topi. E io ho l'unica documentazione fotografica di questa etnia, è stata un'esperienza straordinaria.